Ricordo che adesso osserviamo un minuto di silenzio in memoria di Franco Gallini.
Allora ricordo che questa finale verrà decisa ai calci di rigore.
invita a entrare in campo per le premiazioni. All teams are required to appeal for the award ceremony. Complimenti sia al Padova che alla Fiorentina, facciamo un grosso applauso per tutti questi ragazzi che hanno onorato al meglio l'impegno. Invitiamo anche l'autorità presente a recarsi sul campo di gioco, invitiamo il Padova, la Fiorentina gentilmente a avvicinarsi qui alla zona premiazioni, grazie. Facciamo una foto con la squadra norvegese che hanno problemi d'aereo, quindi se si avvicinano qua facciamo subito con loro, li mettiamo in condizione di andare in aeroporto. Henning. Può lasciare lì, Giorgio, avviciniamoci anche noi. Carmen, avvicinatevi anche voi. Ok? Grazie, thank you very much.
Allora, gentilmente ci sono tutte le squadre, ne vedo poche, molte hanno problemi di aereo, come vedete, alcune sono venute da molto lontano addirittura. Io colgo solamente l'occasione per ringraziare tutto il pubblico presente che ha onorato la sua presenza, chi ha pagato un biglietto d'ingresso ha dato dei soldi che andranno alla Via di Natale, e chiamo adesso l'amministratrice della Via di Natale, che è la vedova di Franco, la signora Carmen, a dire due parole. Grazie Carmen. Anche tu al centro Carmen, perché anche tu sei una persona speciale, non solamente i giocatori. Un caro saluto a tutti, siamo arrivati alla fine di questi giorni ricchi di sport e di emozioni. Tutti bravi, dal primo all'ultimo, perché qua non si fa differenza, siamo in amicizia ed è stato un momento bello per tutti i ragazzi arrivati da tutto il mondo. Speriamo di ritrovarci un altro anno. Grazie di cuore a tutti di essere qui a questo evento, grazie mille. Adesso comincerei con le premiazioni, io chiamo le squadre e poi vediamo chi è presente e chi meno, perché ripeto, molte squadre sono assenti. Devo anche chiedervi signori un applauso grande che va rivolto a tutte le 29 società sportive che hanno messo a disposizione i campi e i dirigenti di queste società, che sono stati 4 donne con questa disposizione. Un applauso quindi per tutte le società locali che hanno collaborato e favorito questo incredibile torneo. Senza di loro veramente tutto sarebbe vano o sarebbe ridimensionato. Voi sapete che 29 società vuol dire centinaia di persone che vi lavorano, così come abbiamo centinaia di studenti che ci hanno una mano, insomma tutto deve essere sincronizzato. Allora, cominciamo da una di queste società che ha messo a disposizione i campi, anche se in un altro girone, in un'altra categoria. Corderonese, c'è qualcuno a Corderonese? Corderonese? Sono impegnati in un altro campo. Calcio Maniago Vajont? Ah no, eccoli, ecco a Corderonese, eccoli. Le premiazioni le fa Giorgio Antonini in qualità di delegato della provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Prego anche Carmen di avvicinarsi per distribuire anche lei qualche premiazione. Un applauso particolare alla Corderonese. C'è qualcuno del Calcio Maniago Vajont? Eccoli là, prego, avvicinatevi. Altre società che hanno messo a disposizione le loro strutture e i dirigenti, il Calcio Maniago Vajont. C'è il fiume Bania che ci aiuta, ci sostiene ed è coorganizzatore della nostra manifestazione. Un grazie anche al fiume Bania. Grazie signori, abbiamo la rappresentanza, pochi ma buoni, giusto? I migliori, sono i migliori quelli che partecipano. Adesso una squadra tedesca che non so come si pronuncia, il Garking della Deutschland, Germany, con la mia pronuncia sicuramente non ho neanche capito cosa ho detto. Andiamo avanti con la San Vitese, la San Vitese c'è qualcuno? Non c'è, andiamo avanti veloci. Icaros dall'Ungheria, Icaros, Ungari,
Andiamo avanti, così siamo più veloci. Sacilese, da Sacilese c'è qualcuno? Eccoli qua da Sacilese. Anche loro hanno messo a disposizione le strutture e ci hanno aiutato nell'organizzazione. Aveva smarrito la strada. Ok, poi abbiamo la squadra di Ranice. C'è la squadra Ranice, Repubblica Ceca? Non c'è, sono partiti quindi per il torneo Silver da PC Chions. C'è qualcuno del Chions? Io vado avanti spedito, eccoli gli amici del Chions, forza! Mi ripeto, ma anche loro mettono a disposizione il campo. A parte che noi, chi non mette a disposizione il campo, non lo facciamo giocare a galline nei vostri. Non vedo la squadra ungherese del Foci Giuli, so che sono partiti, hanno avuto anche infortuni tra i giocatori, quindi passo all'FC International, eccoli qua! Guardate che questi hanno fatto migliaia di chilometri per venire da noi. C'è la squadra del Pucciov, non c'è, ci sono la Vipo Trento, c'è il Vipo Trento, ecco la squadra trentina del Vipo Trento. C'è qualcuno del Fontanafredda? Ecco gli amici del Fontanafredda. Grazie, ecco gli amici del Fontanafredda. Terzi arrivati nel torneo Silver. Hemming li abbiamo già premiati. C'è la squadra francese del Chambéry Savoie, se si pronuncia così, Chambéry Savoie, dalla Francia non c'è, allora andiamo avanti. E passiamo al Calcioviano migliorente del torneo, grandi prestazioni, grande organizzazione. Urbe Tele Roma, c'è qualcuno dell'Urbe Tele Romana? Da Roma niente.
loro, Spal Corcovado. C'è qualcuno allo Spal Corcovado? Vado avanti. Oltrera, gruppo sportivo Oltrera, non c'è neanche. Charlie Spuzzane c'è? Vado velocissimo. AC Trento, c'è qualcuno dell'AC Trento? Anche l'AC Trento, adesso pare Cino. Udinese, c'è qualcuno dell'Udinese? Niente, neanche Udinese, andiamo avanti. Pontedera. Ah, io vado via spedito, non mi fermo. L'Hajduk Spalato, Hajduk neanche. Il Venezia FC, almeno 2 rappresentanti, dai, grazie per la presenza. No, voi dovete sapere che molte di queste società hanno altre squadre che stanno facendo le finali in questo momento, quindi probabilmente sono lì dove fanno le finali. Ok, passiamo agli amici vicentini. Arzignano del campo, c'è qualcuno dell'Arzignano, non c'è nessuno. Alto Academy, Alto Academy. Grazie agli amici vicentini. Al secondo posto, e qui vi chiedo un applauso enorme perché hanno dato tutto quello che avevano in questa finale, il Padova Calcio. Edizione speciale anche per il tifo qua, per quello dei padovani. Allora, prima della consacrazione ufficiale, io invito a ritirare il premio dell'AIA, un ricordo alla targa dell'AIA, al responsabile del gruppo arbitri. Grazie, dov'è il responsabile del gruppo arbitri? E ultima chicca, anche qui voleremo naturalmente dare le medaglie a chi consente ai nostri ragazzi di giocare, perché senza di loro si potrebbe giocare, augurandogli di fare una carriera meravigliosa anche in questo settore. Gli arbitri della finale, un grazie sentito e un augurio per una carriera veramente per andare in Serie A il più presto. È sempre un onore fare le finali dei Gallini, non è da tutti gli arbitri della finale Gallini. Complimenti ai nostri ragazzi. Vogliamo avere tanti ragazzi dell'AIA di Pordenone in Serie A, tanti.
speciali. Però come non premiare la squadra vincitrice del Gallini 2026? La Fiorentina! Questo è lo sport che ci piace, questa è la sportività che bisogna insegnare ai giovani, con massimo rispetto sia per chi vince che per chi perde. Allora, ancora complimenti, bravi. Adesso passiamo ai premi. Passiamo ai premi individuali. È bello questo entusiasmo, spero che lo conservino per tutta la vita. Allora, passiamo ai premi individuali. Miglior portiere del Gallini 2026. E non poteva essere diversamente, perché uno che para a rigore decisivo, come si fa a non premiarlo? Fusi Nicolò della Fiorentina, miglior portiere del Gallini 26, sempre sotto l'arco, grazie. Capocannoniere del Gallini 26, con la speranza di vederlo più presto, veramente segnare tanti altri gol anche in categoria superiore, Rosa Giovanni del Padova, Porto Padova. Complimenti. Faccio presente che abbiamo premiato in passato tanti atleti. Tra i portieri abbiamo premiato Meret, tanto per fare un nome, abbiamo premiato Provedel e abbiamo premiato tanti portieri che adesso sono nella massima nazionale addirittura. Miglior giocatore, qua voglio un applauso grandissimo del Gallini 26. Giocatore della Fiorentina Lazzari Luca, miglior giocatore del Gallini 26. Complimenti. Signori, che dire, abbiamo dato il massimo, noi e tutti loro. Vi ringraziamo ancora e arrivederci al prossimo anno. Arrivederci a tutti al prossimo anno.